Vi saluto gli ospiti di questa puntata. Prima il Veneto, Lucio Gianni. Buonasera Gianni. Buonasera. Grazie molte. Scusate, vorrei tentare anch'io di dire qualcosa, perché fino adesso vi ho ascoltato molto attentamente tutti i vostri interventi. Una frase che mi ha colpito è che i primi passi ce ne sono stati molti. Abbiamo brindato molte volte le preintese, abbiamo brindato molte volte gli accordi, abbiamo brindato. Io mi ricordo però che c'è stato un referendum, dove c'è stato questo referendum che è stato raggiunto con una massima popolarità e con massimo risultato da parte dei veneti. Quel referendum io ci ho creduto, ho votato credo come la stragrande maggioranza dei veneti, ma dopo qualche anno ho cominciato a chiamarlo il secondo referendum truffa che ha subito il Veneto, perché di brindisi ne ho visti talmente tanti da quando si è iniziato tutto il percorso, che mi sembra che in questo momento stiamo continuando a prendere in giro i cittadini veneti, lombardi, tutti i cittadini che hanno creduto e che credono ancora in questa autonomia differenziata. Perché quando le preintese dove avremo i medici pagati, quando? Da subito o quando sarà passata la legge definitiva sull'autonomia? Perché non possiamo dimenticarci che c'è uno scoglio che nessuno parla, tutti fanno finta che non esista, uno scoglio che si chiama LEP, livelli essenziali di prestazioni. E mi sembra che lì sia uno scoglio che non sia tanto facile da superare, al di là delle schermaglie politiche in regione, che ognuno sta facendo il teatrino sono stato vice sindaco, sono stato assessore provinciale, mi lasci parlare per favore, non continuare a essere il solito leghista. Guarda che sono stato leghista, sono uscito dalla Lega nel 2014, mi lasci parlare per favore. Sono uscito quando c'era segretario Tosi regionale, oggi Tosi è segretario regionale di Forza Italia. Io sono uscito proprio perché non condividevo quella posizione del partito in cui si stava costruendo un partito all'interno del partito. Quindi allora è inutile che andiamo a cercare di prenderci in giro, siamo molto molto lontani. Non mi interessa di puntina, non mi interessa assolutamente niente. Intanto cominciamo a dire se ci sono anche delle accise regionali che potrebbero essere diminuite. Non esistono? Non esistono, sul gas non esistono? Mi sembra che come consigliere regionale non è informato del tutto. No. Esistono delle accise regionali? Guardi, le rispondo sul punto. Mi dica qual è l'accisa regionale che non è applicata oltre il minimo per il quale la legge impone di applicarla. Vabbè, comunque ci sono. Non si possono abolire le accise regionali esistenti, comunque perché sono al minimo. Fate parte di un paese, è inutile che vi lavate le mani e dire sono competenze nazionali, fate parte di quei partiti che rappresentano, che ci governano, avete contribuito alle campagne elettorali, avete fatto in modo che ci fosse quel governo che in questo momento ci sta governando. Poi vogliamo un attimo a vedere Salvini. Salvini in questo momento qua, io sono un ex leghista, quindi posso permettermi di parlare di Lega o mi è vietato? Perché quando qualcuno va a scrivere sui giornali 2 pagine di giornali che dice che quando c'è stato un congresso si potevano candidare, ma ragazzi, ma lo sapete come funziona in Lega? Chi è contro il capo, chi bisbiglia anche solo il capo, viene espulso in Lega. Vi ricordate di chi ha fischiato a Pontina nel 2014? Ve lo ricordate chi è stato espulso? Non è vero. Da là è nato il Guarda che io ho sempre perso i congressi, non sono mai stato espulso. Io ho sempre persi, magari vinco le elezioni, ma i congressi io sono sempre dalla parte sbagliata, non riesco a capire perché. Però una volta potresti Gianni sta dicendo, Gianni, se ho capito bene, in Lega chi si mette contro il capo viene cacciato. Ma sì che è vero, è sempre stato vero. Allora, io ho avuto tutte le opportunità, posso dirti, ho sempre perso. Se vogliamo essere sinceri lo siamo fino in fondo. Se poi vogliamo raccontare le palle alla gente come questa dell'autonomia differenziata, che non sarà mai raggiunta, perché non sarà mai raggiunta, perché il governo non la farà in modo che non sia, perché ci sono troppi interessi al sud, dal centro al sud. Vabbè, ok. Vabbè, ok, cosa? Allora cosa ci stiamo raccontando? Giustiani, sentiamo un attimo Padrini che voleva intervenire.
Secondo lei è giusto attribuire solo a Salvini la responsabilità del calo del consensi della Lega? È chiaro che quando una squadra di calcio perde, la responsabilità è sempre dell'allenatore. Ma al di là di questa battuta semplice e puerile, possiamo dire che Salvini ha condotto la politica in maniera assolutamente personale, facendosi accerchiare di persone assolutamente fidate, i yes man, che hanno sempre dato ragione al capo. Anche adesso, quando chiedono a Salvini di fare un passo indietro, non lo farà Salvini, perché anche se lui avrà il 2%, farà un'arca di Noè dove farà salire tutti i suoi estremi fidati e porterà avanti la sua politica personale, come ha fatto Matteo Renzi. Porterà avanti questa politica. Salvini non si tirerà indietro. Salvini è arrivato là e Dio mi ha fatto arrivare e nessuno mi toglie questo regno. Posso dire una? Questo è il mio parere su Salvini. Salvini non si toglie. Che poi Fontana abbia fatto questa dichiarazione tardiva, sono pienamente d'accordo, però non dovete far passare inosservato la nascita di un grosso movimento al nord che si chiama Patto per il Nord, dove che effettivamente stanno convogliando moltissimi consiglieri comunali della Lega, moltissime liste civiche, moltissime persone che hanno fatto parte della prima Lega, la Lega Bossiana, stanno entrando in questo patto territoriale, Patto per il Nord, che sta crescendo giorno dopo giorno. Quindi se Fontana ha fatto questa dichiarazione, probabilmente per interessi personali, per garantirsi un futuro, questi sono fatti suoi che io non voglio né difendere né attaccare Fontana perché non mi riguarda, non sono lombardo, io sono veneto e resto veneto fino al midollo spinale. Però sicuramente ha fatto questa perché si è preso la forza di questo movimento che sta crescendo in maniera vertiginosa e questa è la realtà dei fatti. Questo forse vale anche per Vannacci, che ha un'esperienza da europarlamentare breve, ma che politicamente non è un politico navigato e quindi bisognerà vederlo alla prova, dice il centro-sinistra, ma anche l'esperienza può essere che l'intelligenza artificiale ha dei buchi senz'altro, però l'intelligenza artificiale mi dice che l'addizionale regionale in Veneto non è stata abolita. No, è la parte dello Stato, cioè, la si parte fidi della mia che è intelligenza naturale. Ma io mi fido tantissimo di lei, ma siccome fa parte del partito della maggioranza, sono dato a verificare, io non vado a verificare con l'intelligenza artificiale. No, ma mi fido si fidi della mia che è naturale. Sì, ma domani andrò a verificare anche ma l'addizionale regionale, non voglio rubare la parola. L'addizionale regionale è sbagliata proprio la dicitura, perché dovrebbe essere l'addizionale nazionale, visto che lei è anche un trasportatore, perché non c'è nessuno, non rimane niente. Gianni, su questa è una piaga sociale non solo in Veneto, ma qui di donne, facciamo l'elenco degli ultimi 2 anni, sono almeno 15 ragazze uccise, donne, ragazze. Ma credo che chiaramente è difficile esprimersi perché credo che sia un dolore generalizzato quello che è successo. Fra l'altro io conosco anche il padre della ragazza. Però ci troviamo di fronte ancora una volta a correre ai ripari dopo che è successo. Cioè effettivamente ho sentito delle cose importanti, soprattutto tecniche da chi è competente in materia, ma effettivamente adesso correre alla ricerca di un responsabile non mi restituirà la vita alla Tania. Allora è un problema culturale sicuramente. Non so se i femminicidi aiuteranno a far sì che la cultura migliori. Secondo me, finché ci sarà questa, possibilità di sorvolare, di andare oltre a quella che è la sicurezza che dovrebbe essere garantita a un cittadino, a una cittadina, ci sarà sempre qualcuno che si sentirà più forte, più prepotente e che andrà ad ostacolare la libertà della sua compagna, del suo compagno. Cioè qua veramente non ci sono risposte né politiche né sociali, qui veramente è necessario che ci siano delle leggi fatte
che devono essere rispettate, si deve capire chi è che è demandato a controllare, perché adesso sicuramente ci sarà una rincorsa a capire chi è responsabile, perché è innegabile dire che dopo 8 denunce, dopo il fatto che questo, adesso scopro anche delle cose che io non sapevo, questa persona era addirittura dal punto di vista curato dal punto di vista psichiatrico, cioè ci troviamo di fronte a una realtà, ci troviamo di fronte a una persona a cui sono state aperte le porte, il cuore, questa ragazza, una persona che aveva già dei precedenti di violenza con altre precedenti compagne, cioè qui ci troviamo di fronte a qualcosa di assurdo che è sfuggito a tutti, è sfuggito ai vicini, è sfuggito agli amici, è sfuggito alla società. Adesso troveremo il responsabile, lo troveremo, non si sa, forse qualche testa salterà, però ripeto, è doloroso parlare perché effettivamente questa ragazza non tornerà in vita quando noi avremo trovato il responsabile. L'unica cosa che ci può consolare è che se noi troviamo il fallo, il buco di tutta questa struttura, noi possiamo dire cerchiamo di evitare che succeda ancora, perché lo slogan che sento ripetere dire mai più deve succedere, ma se resta uno slogan freddo che si grida in piazza e si fa rumore, benissimo, bisogna fare rumore, bisogna benissimo insegnare alle madri e ai padri, insegnare che ai figli maschi la compagna, la moglie, la fidanzata, l'amica è una persona che va rispettata, è una persona che va amata. Allora queste frasi che possono diventare frasi fatte devono essere messe in pratica soprattutto da chi educa, si è parlato di educazione, si è parlato di cultura, perché effettivamente qualcosa è sfuggito a tutti, alle strutture in modo particolare, ma anche alla società che girava attorno a questi due ragazzi. Grazie Lucio Gianni. Chiudiamo qui questa puntata di Focus, grazie ai nostri ospiti, Lucio Gianni per Prima il Veneto, grazie Gianni. Buonasera, grazie a voi. A presto.